Per la serie che forse il tempo passa e trascorre più velocemente di quanto magari noi pensiamo o comunque di quello che noi vogliamo e immaginiamo, anche il mese di maggio ci ha lasciato. Un mese che sicuramente dal punto di vista politico sarà ricordato per il mancato governo del Movimento 5 Stelle con la Lega. Sembra che non tutto sia perduto, forse ci sia c'è la possibilità di una rivisitazione. Dal punto di vista meteorologico abbiamo avuto degli alti e bassi, la cosa che invece è andata normalmente bene, anzi con un picco in avanti come lo spread che ci sta superando, è Target, nel senso che le nostre puntate anche nel mese di maggio hanno riscontrato il vostro gradimento, lo capiamo dai click e anche dalle visitazioni che arrivano sul nostro sito, dove le puntate di Target sono caricate e dove voi potete vederle quando meglio credete, oltre naturalmente a quello che è l'appuntamento in diretta il mercoledì sera da Televideo Agrigento, il vostro salotto settimanale in prima serata, e poi con le altre programmazioni nel corso della settimana, il giovedì alle ore 16, il venerdì alle 23:30, sabato a mezzogiorno, domenica alle 10, e il tutto ingigantito e amplificato dallo streaming sul nostro sito www.televideoagrigento.tv, che vi permette naturalmente di vederlo in ogni parte del mondo. Il digitale terrestre invece è sull'LCN 92 in tutta la Sicilia, parte della Calabria meridionale, dove le nostre trasmissioni per fortuna trovano un buon riscontro. Anche per la puntata di questa sera, che è la 34esima della stagione 2017-2018, parleremo di alcune cose interessanti sicuramente, che credo vi faranno passare l'oretta di trasmissione insieme, incollati al televisore. Allora, per iniziare, naturalmente passo subito a presentarvi gli ospiti di questa sera. Dalla mia sinistra, lui è Antonio Maurizio Gaetani, è il direttore marketing dei supermercati R7. Continuiamo con Angelo Campanella, è un docente del Liceo Politi ma anche uno scrittore. Proseguiamo con Fabrizio Raso, fa parte di Intercopa e con lui parleremo di acqua e non solo. Il collega giornalista Tonino Butera è anche componente della delegazione provinciale della FIGC, la Federazione Italiana Gioco Calcio. E poi la nostra ospite musicale Tania Vinciguerra, che ci presenterà il suo inedito. Allora, dottore Gaetani, dicevo responsabile marketing di supermercati R7, perché insomma, non naturalmente per dire andate a comprare sui supermercati R7, ma perché state portando avanti un'iniziativa, chiamiamola così, sociale. L'accenniamo brevemente, come si chiama e che cosa comporta? Allora, intanto parliamo di un brand che si rivolgerà al sociale e che è figlio di R7, e questo brand è 300 Social, appunto. Nasce da una serie di considerazioni molto importanti che partono dal mercato sostanzialmente, un mercato, quello della grande distribuzione in generale, che vive un momento particolare perché è legato praticamente a condizioni diciamo anomale, dove le uniche leve sono ormai quelle del prezzo, e invece deve ritornare a proporre cose di assoluta qualità ai propri consumatori, perché ovviamente lavorando o agendo soltanto su alcune leve si rischia di perdere di qualità e anche di salubrità. Dice cose certe, perché io prima quando andavo a fare la spesa controllavo la produzione, controllavo dove questo magari il prodotto era stato, se parliamo di carne allevato o se parliamo di altre cose dove era stato coltivato. Adesso purtroppo guardo solo il prezzo. Infatti, e invece bisognerebbe ritornare a guardare veramente la provenienza di questi prodotti, anche perché noi viviamo in una terra che è baciata da Dio e grazie a Dio proprio riusciamo a fare ancora cose di grande 300 qualità. social, lo dice la parola, 300 sarà un numero e social è rivolto al sociale? Assolutamente sì, perché ovviamente se dobbiamo veramente pensare a condizioni di maggior favore, quindi avvicinare un certo numero di persone alla qualità, dobbiamo pensare alle fasce più deboli.
D'altronde R7 è un marchio ed è una realtà che vive questo tessuto sociale e si deve occupare di questo tessuto sociale, soprattutto dei più deboli. Quindi 300 Social darà delle agevolazioni? Assolutamente sì, e abbiamo scelto come primo target, come prima categoria. La puntata di... Esattamente. Grazie per la preferenza. Grazie per la preferenza. Abbiamo scelto appunto come prima categoria quella che oggi forse rappresenta la fascia più debole della nostra società e ovviamente sono i pensionati. Bene, parleremo e ci spiegherà in che cosa comporta e come uno può usufruirne. Dicevo, Angelo Campanella, docente ma anche scrittore. Il Liceo Politi ti vede insegnare cosa? Io insegno italiano, latino e storia al Liceo Politi. Lei dice docente e scrittore, più docente, io mi sento più docente e anche lettore, perché in fondo la scrittura è soltanto una parentesi che arriva a seguito proprio della passione profonda per la letteratura da lettore e da studioso dice parole di letteratura. sante, perché il mio grande professore di italiano al liceo classico mi diceva: ricordati, se vuoi parlare e scrivere bene devi leggere e leggere molto. Sì, questo direi che è fondamentale, perché oggi scriviamo un po' tutti, anche perché è molto facile pubblicare, ci sono dei mezzi, scrivere diciamo... è una parola forse troppo grande per uno che batte dei tasti su Facebook o sugli altri social network. Esatto, infatti forse sarebbe bene riflettere un po' su questo, sulla necessità, prima di approdare all'esperienza della scrittura, di fare un'esperienza profonda di lettura e di approfondimento letterario dal punto di vista proprio dello studio. Bene, allora quindi sì, conosceremo Angelo Campanella sia come docente che come scrittore. Vedo che ha portato due delle sue opere, insomma, sì. Ne parleremo anche di questo. Intercopa vuol dire battaglia, vuol dire portare avanti quelle che sono, insomma, le tematiche dei consumatori, del cittadino. È così, Fabrizio? Sì, Raso? certo, senza ombra di dubbio. Intercopa nasce appunto come comitato intercomunale pubblica acqua, cioè per il ritorno all'acqua pubblica. Abbiamo vinto il referendum. Abbiamo vinto il referendum siamo che non tutti ha sortito, contenti, diciamo, ecco. gli effetti sperati. Però in questi anni noi ci siamo impegnati affinché si potesse ritornare all'acqua pubblica. Sembra dalle ultime notizie che ci stiamo riuscendo. Lati, insomma, ha preso qualche impegno. Lati ha già votato una risoluzione contrattuale, tant'è vero che al gestore è stata mandata una diffida ad adempiere a una serie di adempimenti. Superato questo tempo, che va dai 15 ai 90 giorni, nella diffida ci ha messo che il contratto si considererà risoluto. Certo, non sarei così facilista, considerato, insomma, quello che sono l'iter processuali, certo, poi naturalmente in Italia, però, insomma, il gestore potrà anche appellarsi a un tutto. Tribunale. Bene, parleremo con Fabrizio delle ultime novità, insomma, anche in tema di depurazione, di tutto quello, di questi soldi che ci sono piovuti proprio. La scadenza è arrivata, è un problema antico, milionario, quello praticamente della depurazione. Se si considera che l'Italia... Sì, ma adesso c'è la tassa da pagare, l'Europa vuole soldi. Allora, noi siamo in procedura di infrazione, tant'è vero che il governo italiano con potere sostitutivo ha commissariato praticamente tutti quegli enti e i comuni che non hanno adempito ai loro compiti. E per fortuna la Sicilia anche in questo caso è la prima. La Sicilia è quella che ha, diciamo, il 70% dei depuratori in infrazione. Bene, insomma, lo conosciamo per modo di dire, perché è di casa qui a TVA, il collega giornalista Tonino Butera, in questo caso, dicevo, come componente della delegazione agrigentina della Federazione Italiana Gioco Calcio. Insomma, dal trasmettere e dal far conoscere le cronache, le radiocronache, le telecronache e anche quello che è una partita sul giornale, adesso a dirigente. Tonino? Sì, o è grosso dire dirigente? Insomma, è impegnato, certo, in questo un segmento della FIGC. Un componente della federazione, sono stato chiamato e ringrazio Stefano Valenti, che tu conosci bene perché è favarese, da una vita che fa sport,
ad occupare un posto in questa delegazione di Agrigento. Con la mia esperienza, dico, mi sono inserito abbastanza bene, ho la fiducia da parte di quali campionati parliamo? Noi parliamo tutto quello che organizza la delegazione FIGC di Agrigento e a livello settore giovanile fino alla terza categoria, e sono innumerevoli diciamo, i campionati che si organizzano. Il vivaio che dovrebbe essere quello da coltivare di più. Sì, infatti il nostro lavoro punta soprattutto sul settore giovanile, di incrementare diciamo, le società a fare sport partendo dal basso. Organizziamo tantissime manifestazioni, domani a Favara, per chi vuole andare a vedere, già di mattina ci saranno circa 800. Domani sarebbe giovedì, ecco, domani parliamo giovedì, in prima sì, serata, poi nelle repliche non vorrei una manifestazione, va a Favara e non trova niente, insomma, giovedì mattina. Ecco. Giovedì mattina una manifestazione a livello scolastico, saranno impegnate tutte le scuole primarie, ci saranno moltissime scuole della provincia di Agrigento, la Federazione Italiana Gioco Calcio patrocina questa manifestazione, ci sono i responsabili di base per l'attività scolastica che sono Giovanni Puccio e Ignazio Valenti, che si occupano di questo ramo, e poi si fanno tantissime altre attività, da campionati diciamo esordienti, di allievi, di giovanissimi. Siamo nella parte finale della stagione allo sport, e credo che questa sia la parte più bella del calcio, no? Poi andando avanti poi diventa business, diventa tutto, e insomma, poi si inquina con le cose che noi sappiamo. Bene, continueremo ancora a parlare di calcio, conosciamo, anzi riconosciamo Tania Vinciguerra. Tania, sei stata ospite qualche puntata fa, mi sembra, sì, qui a Target, vero? Sì, proprio all'inizio di stagione. Sì, all'inizio di stagione, esattamente. E che cosa è successo in questi mesi? Tantissime cose belle, diciamo. Ah, meglio, mi fa piacere. Ho composto un inedito che si intitola L'abisso dentro me, l'ha scritto Stanislao Cassaro, e l'arrangiamento musicale fatta da Benvenuto Landillo. Bene, la tua attività di cantante ha avuto insomma anche delle altre presenze, so che questo è anche un video che gira molto sui social, sì, insomma. Su YouTube, lo posso dire anche adesso, si può ascoltare tramite la casa discografica Sia Musica su YouTube, cliccando naturalmente L'abisso dentro me di Tania Vinciguerra. È bello fare la cantante perché insomma è una cosa che piace. Sì, è una cosa abbastanza... Ma siamo ancora sull'hobby o vorresti che diventasse professione? Se diventa professione è meglio ancora. È meglio ancora, sì. Beh, insomma, te lo auguriamo. Bene, poi conosceremo ancora questo tuo inedito che, come diciamo, è anche un video. E ritorniamo a 300 Social. Abbiamo detto di questa iniziativa sociale che è rivolta alle fasce più deboli, lo diceva il dottor Gaetani, ovvero diciamo, ai pensionati. Sì. Come si traduce materialmente e come si accede? Ecco. Ma materialmente è molto semplice, noi riconosciamo uno sconto comunque proprio una condizione di maggior favore a questi pensionati, semplicemente registrandosi e ritirando questa card, questa social card, praticamente presso i nostri punti vendita. È un modo veramente per essere molto più vicino a questa realtà. E oltre a questa... Stiamo vedendo delle immagini di uno dei punti vendita. E oltre a questo ovviamente stiamo pensando anche ad altre categorie, adesso dopo un'attenta però analisi proprio demografica cercheremo di essere di supporto veramente a chi oggi forse ne ha più bisogno. Questa social card dà diritto a uno sconto particolare? Sì, praticamente dà diritto a prescindere magari da quelle che poi saranno le vostre offerte normali. Sì, assolutamente, no, questo qui dà diritto praticamente al 10% di sconto su tutta la nostra offerta, sostanzialmente, con l'esclusione ovviamente di quello che già offriamo in termini di condizioni di maggior favore. Ho detto, è un modo reale di agevolare certe fasce sociali. La cosa che mi ha veramente particolarmente colpito è stata l'adesione spontanea di organizzazioni di categoria molto importanti sul territorio, quali CNA, il Confesercenti, Confcommercio, la Feder Consumatori. Quindi vuol dire che questo è un tema molto sentito, particolarmente attenzionato, e noi siamo lietissimi di rivolgere veramente una parte della nostra attenzione, quella dedicata al business, però a chi veramente in questo momento ne ha più bisogno. Il problema del consumo forse sta alla base un po' insomma, della nostra vita quotidiana. Come dicevo io, prima guardavo alla qualità, adesso guardo al prezzo, è un segnale preoccupante. Assolutamente sì, e questo è un po' il risultato di un momento socio-economico che stiamo vivendo comunque ormai da troppi anni.
È un momento che sta allargando fin troppo un divario praticamente fra chi può avere, o chi ha condizioni di vita decisamente più agiate e chi invece oggi non riesce. Avete fatto mai, insomma, così, uno screening di quello che è il vostro consumatore tipo, insomma, di chi è l'assiduo frequentatore dell'R7? Beh, noi abbiamo livelli diversi e data anche la scelta di mercato che R7 ha fatto, R7 è un marchio che cerca di posizionare veramente la propria offerta su un livello qualitativo molto alto, siamo distanti dai discount, tanto per intenderci, quindi la nostra clientela è di una fascia sociale decisamente più alta. Proprio per questo dicevo, un intervento sul sociale in questo momento non è solo un'operazione di marketing, è veramente un'operazione di attenzione ad un territorio che ci ospita ormai da R7 è presente dove? R7 è presente praticamente in tutta la provincia di Agrigento, anche se nei suoi programmi ovviamente c'è la forte propensione a svalicare la provincia e essere presenti in altre province siciliane. Poi parleremo anche, lei lo aveva accennato prima, anche della vostra attenzione sul territorio anche dal punto di vista della produzione, cioè quindi del contatto diretto con i produttori e con chi insomma opera nel settore alimentare. Assolutamente, perché questo è un territorio veramente che offre tantissimo sotto ogni punto di vista. Quindi, proprio della anche in un supermercato si può trovare il chilometro zero? Assolutamente sì, anzi io ritengo che oggi promuovere in primis la produzione del territorio sia un bene non soltanto per il consumatore ma proprio per l'economia di questo territorio, e se insistiamo su un territorio di questo genere dobbiamo essere i primi attori sulla promozione appunto economica del territorio stesso, certo, anche perché ci torna utile, non per sicuramente, sicuramente. E a proposito di territorio, dicevamo prima con Fabrizio Raso di alcune novità che riguardano questo bene primario che è l'acqua, dal sì, insomma, dalla vittoria al ritorno all'acqua pubblica con il referendum che poi insomma si è attuato, in realtà poi non si è attuato. Qualcuno dice che l'acqua è sempre pubblica e la gestione che è privata, insomma, come diceva Totti una volta, ho caduto, sono caduto, sempre a terra, sono arrivato, questo sì, però c'è la volontà adesso anche di chi è l'interlocutore diretto con il privato, quindi i lati, l'ambito territoriale dei comuni della provincia di Agrigento, che hanno visto che in realtà c'è qualcosa che non va e questo rapporto potrebbe essere interrotto. Quali sono, diciamo, i punti cardine di questa rottura? I punti cardine, intanto l'ATI si costituisce e nel suo statuto circa un anno e mezzo fa proprio c'è messo il ritorno all'acqua pubblica come elemento di ricostituzione dell'ATI. Prima c'era l'ATO con il commissario, perché gli ATO erano stati commissariati, e poi praticamente con la nuova legge 19-2015 la provincia di Agrigento è stata la prima provincia a costituire l'ATI, ha avuto questo primato. E nello statuto dell'ATI c'è appunto il ritorno all'acqua pubblica. Tempi burocratici di passaggio da ATI ad ATI, ad ATI si è perso un po' di tempo, però poi si è cominciato a lavorare su quella che era la risoluzione contrattuale. Risoluzione contrattuale che ha portato i suoi frutti perché circa 15 giorni fa è stato ancora 15 giorni non sono passati, una decina di giorni fa, esattamente il giorno 16, è stato notificato al gestore la diffida propedeutica alla risoluzione contrattuale, così come praticamente dice l'articolo 38 della Convenzione, che si rifà all'articolo 1454 del Codice Civile. A prescindere dagli articoli, per farlo capire anche al nostro pubblico, diciamo, normale, che cosa non ha fatto il Girgenti Acque perché l'ATI ha detto ci sono varie contestazioni nella diffida. Dall'acqua praticamente H24 alla gestione dei depuratori, a tutta una serie praticamente di inadempienze, tipo il montaggio dei contatori che non ovunque sono stati montati, tante cose, il rifacimento delle reti idriche, insomma un bel po' di contestazioni. Il costo forse anche del servizio? Sì, certo. O siamo in media? Dicono che l'acqua d'Agrigento costa
una delle più alte in Italia. L'acqua d'Agrigento costa cara, ma costa cara non avendo un servizio ottimale. Molte famiglie... Certo, anche perché, scusate, se una famiglia, cioè, o mi gestisce il comune o mi gestisce il privato, se io ho un ottimo servizio a un prezzo equo, insomma, non è che poi sì, mi importa certo, tanto. Ecco. Senza ombra di dubbio, ma questo normalmente non si sposa mai con il privato, che il privato per sua natura praticamente persegue il profitto, il pubblico diciamo che non è l'obiettivo primario, anzi è quello di garantire un servizio che dovrebbe essere ottimale. Ci sono anche dei casi dove praticamente il pubblico non funziona. Noi in passato abbiamo avuto una gestione per esempio dell'EAS che era a dir poco lacunosa. Però i sindaci, chiamiamolo così, ribelli, insomma, sembra che abbiano avuto ragione, no? Da loro l'acqua c'è sempre, pagano poco. Pagano poco, ma i comuni, diciamo così, ribelli, o meglio, quelli non consegnatari, si ritrovano in una situazione piuttosto privilegiata, perché anche se sono state denunciate. Beh, sono stati denunciati, cioè, c'è stato un contenzioso, non è che sono dalla parte del torto, però loro hanno le fonti, sono la maggior parte Comuni dei piccoli paesi, certo, perciò certo. Diciamo È più anche più facile poter gestire. gestire il servizio e di conseguenza hanno anche dei prezzi di servizio molto molto più bassi. C'è un comune che per esempio però compra l'acqua da Girgenti Acque e riesce a offrire un servizio meno esoso, ed è il comune di Aragona, perciò qualche cosa che insomma non torna c'è. Intercopa come ha visto questa presa di posizione di Ati? Beh, l'Intercopa ha accompagnato questa presa di posizione, è stata da stimolo, da appoggio, perché l'Intercopa ha questo obiettivo, da quando è stata fondata proprio per questo, per il ritorno all'acqua pubblica. L'acqua pubblica che è e deve essere accessibile a tutti. Ricordo che magari qualche mese fa c'era il discorso di tagliare l'utenza ai morosi, del pagamento che poteva o non poteva essere dilazionato, dei contatori che funzionavano e non funzionavano. Queste sono tutta una serie di cose che praticamente poi in una gestione pubblica vanno regolate meglio. Attualmente con il regolamento, quello attuale che è da poco che diciamo, è entrato in vigore, sia il regolamento sia la carta dei servizi, perché sono stati rinnovati da non moltissimo tempo, queste cose permangono. Cioè un utente che è moroso arriverà al momento in cui il servizio gli viene sospeso, ma solo il servizio idrico, non quello fognario. Quello fognario non può essere sospeso. Bene, poi chiederò a Fabrizio Raso di essere un po' veggente, insomma, vedere un po', almeno secondo quello che è il tuo punto di vista, come andrà a finire e quando andrà a finire questa avvertenza. Ritorniamo al professore Campanella, dicevamo docente italiano. Italiano, latino e storia, Latino perché e storia, diciamo... materie fondamentali, insomma. Ma in realtà tutte le materie sono fondamentali, non crede? Quindi anche... Ci sono i cardini che... Però sì, diciamo che nell'immaginario comune il docente di italiano, così come il docente di matematica, sembrano avere una maggiore importanza, ma di fatto tutte guadagnano le materie concorrono. Magari, no. Purtroppo devo dire che non è così. Mi piacerebbe tanto che fosse così. Sì. Di fatto, in effetti, forse il lavoro che si fa è un po' di più perché si devono correggere i compiti, essendo materie che prevedono le prove scritte, però, voglio dire, la formazione è sempre globale. Ai miei tempi del liceo la cosa che contestavamo principalmente, poi specialmente alla fine del corso, è che studiavamo, arrivavamo alla seconda guerra mondiale proprio così, correndo si dice, quindi l'attualità storica del nostro tempo non veniva nemmeno accennata. È cambiato qualcosa nei Oggi, programmi? allora, da questo punto di vista oggi è molto diverso, perché anzi c'è una grande attenzione ai temi attuali, sia perché c'è stato, come lei sa, negli ultimi anni un grande dibattito a livello anche mediatico che ha condotto sia le famiglie sia i docenti e la scuola a dover dare molta attenzione all'attualità, quindi ad approfondire l'attualità e appiattire un pochino gli argomenti
più tendenti all'antico, seppure tutti gli argomenti sono importanti. Però oggi devo dire che questo problema di non arrivare alla seconda guerra mondiale non c'è quasi mai, e anche per le materie che non sono strettamente legate alla storia, quindi anche per la letteratura, la storia dell'arte eccetera, i ragazzi comunque oggi riescono a riflettere molto di più su quello che accade anche. Professor Campanella, lei era studente liceale? Io sì, ho frequentato il liceo classico, ma non ad Agrigento, pur essendo io nato ad Agrigento. 98. 98, quindi 20 anni fa insomma. Sì, sì. Ai miei tempi lo dice lei? Lo dice? Io non dico mai ai miei tempi, perché questa è una frase che si diceva pure ai tempi di Quintiliano, no? Si diceva ai miei tempi, no? Perché in realtà diciamo, si tende sempre a dire che ciò che è lontano nel tempo e nello spazio sia migliore rispetto a quello che è vicino. E io non sono assolutamente d'accordo con questo. Io non sono uno che loda le cose lontane e le cose lontane nel tempo e nello spazio. Io ritengo per esempio che quando lo dico ai ragazzi, i ragazzi mi guardano come se fossi un folle, che Agrigento sia la città, una delle città più belle del mondo, ma non lo dico perché così, lo dico perché ne sono realmente convinto. Poi io sono un grande viaggiatore, mi piace moltissimo viaggiare, e devo dire che ogni volta dico sì, stupendo, però Agrigento. Però insomma ai miei tempi lo diciamo tutto, lo diceva mio padre, l'ho detto io a mio figlio, lo dirà mio figlio agli altri. Io spero di non dirlo mai, però non si sa, magari in futuro potrei dirlo anche io. Ecco. Però diciamo una differenza di approccio forse. Sì, io noto una grande differenza rispetto ai miei tempi, l'ho detto, rispetto ai miei tempi noto una grande differenza, intanto perché è cambiato il rapporto della scuola con le famiglie. Sì. Oggi le famiglie hanno un grande spazio all'interno della scuola, incidono anche nelle scelte didattiche, ma questo è dovuto intanto in positivo al fatto che comunque la società oggi ha un livello di istruzione e di partecipazione a ciò che accade. Certo, il rapporto studenti, cioè il rapporto docenti e genitori non è quello di prendere a schiaffi il maestro, insomma. Quello è infatti quello è purtroppo quando si va all'eccesso, cioè in realtà il principio è positivo, cioè è positivo che ci sia una compartecipazione educativa tra queste due istituzioni che sono la famiglia e la scuola. Il problema sorge quando la famiglia, anziché pensare alla scuola come all'altra, la seconda istituzione educativa, e quindi pensare a una collaborazione, pensa alla scuola come a un antagonista, per cui ritenendosi l'unico depositario dell'educazione pensa che invece la scuola debba sottostare alle proprie scelte. In realtà si tratta di due istituzioni che devono collaborare perché educano in maniera molto differente. Ma forse allora, anche il rapporto tra studente e docente prima era un po' diverso. Oggi è meno formale. Si guardava così, a prescindere dalla sua altezza fisica, insomma. Oggi invece forse c'è un po' troppa... Io ho un'idea su questo, credo che poiché la nostra è una società che dare comunque... del tuo al professore, credo che... Insomma... Ma insomma, in realtà non è che si dà del tuo al professore, dico, è un po'... Però dico, sì, forse questo è dovuto al fatto che la nostra società misura il valore delle professionalità anche sulla base del guadagno dal punto di vista economico che si ha, per cui un docente che guadagna 1.500 euro al mese chiaramente è un morto di fame e pertanto non ha la riconoscibilità e il riconoscimento sociale che poteva avere tanti anni fa, quando invece il docente passava per le strade e le persone quasi si inchinavano. Che ricordo ha della scuola, Gaetano? Ma io molto divertente, anche perché ho avuto la fortuna di studiare in un liceo, però cattolico, quindi ho studiato ai Gesuiti. E che se ne è un po' più tosto. Io devo dire che è stata una gran bella esperienza. Sì. È stata una gran bella formato di più forse anche dal punto di vista. Io ci ho insegnato dai Gesuiti. Assolutamente sì, perché ho trovato un'apertura mentale che ovviamente nell'immaginario collettivo non si percepisce. E invece è stata una gran bella scuola. Ho imparato una cosa: a rispondere ad una domanda con un'altra domanda. Come fanno i Gesuiti. Fabrizio Raso, il tuo liceo, il tuo ragioneria. Però ascoltando un po' la discussione mi veniva in mente un libro di Sciascia. Un libro di Sciascia, credo fosse l'ultimo racconto che Sciascia ha scritto, ed è una storia semplice, dove un professore rincontra un suo alunno
un suo alunno che è diventato procuratore della Repubblica. E allora c'è questo colloquio con questo suo ex alunno, dove l'alunno gli ricorda che lui era debole in italiano, che però non è stato un ostacolo alla sua carriera, e il professore in maniera molto sprezzante rispondeva così, dice: l'italiano non è l'italiano, è ragionare, con meno italiano sareste molto più in alto. E invece Tonino? Tu sei un po' più anzianotto? Insomma, credo di sì. Io ho frequentato all'epoca, mi sono diplomato nell'85, 86 all'IPSIA, ora IPIA, l'istituto che purtroppo è stato chiuso, non si sa perché, se era cadente o non era cadente, ma devo dire che questo istituto riesce poi alla fine a dare grosse soddisfazioni dal punto di vista lavorativo, perché c'è una rivalutazione enorme degli ex, diciamo, istituti tecnici. Sì, in pratica poi ti dà la possibilità, come è successo a me, a tantissimi altri, di avere un mestiere, e moltissimi, diciamo, che frequentano questa cosa, poi alla fine chiudono il cerchio andando a lavorare in Enel, l'azienda per cui lavoro io, e quindi ha dato uno sfogo, diciamo, alla mia carriera lavorativa. Poi... Tania è più vicina alla scuola, insomma. Com'è? Sì, mi sono diplomata 4 anni fa nell'istituto commerciale. Com'è il tuo ricordo con la scuola? Beh, Bello, diciamo, sì. I superiori sono, diciamo, il ricordo più bello. Più bello. Il rapporto con i docenti amichevole, sì, oppure di distacco? Anche ora, anche ad oggi ci sentiamo, quindi con alcuni professori, sì. Bene, no, io pure, diciamo, e poi sono convinto di una cosa, che anche una bacchettata, insomma, non è che non ha mai fatto male a nessuno, dai, professore. No, dipende dal punto del corpo. Certo, non ha fatto bene questa bella disquisizione sul ricordo della scuola. Tania, mentre hai il microfono, insomma, dicevamo di questo tuo lavoro, di questo tuo inedito che è diventato anche un videoclip. Di che cosa parla? Cosa c'è? Amore, rabbia? Cosa? Amore e confusione. E confusione. Tanta confusione, sì. Mi racconta lo scrittore di questa canzone, Stanislao Cassaro, che l'ha scritto in un momento dove si chiedeva tanti perché, quindi gli è venuta questa canzone. Ti rispecchia un po' oppure no? Sì, abbastanza. Sì. Bene, allora se vuoi guadagnare il centro del nostro studio, tocca a te presentarci, sì, la tua canzone. A Target, per voi, Tania Vinciguerra. Pietra in mare per vedere dove va, se ne versa il fondo mentre luccica. Tiro una pietra in mare per vedere cosa fa, fuoco sulla sabbia appoggerà. Sono tremenda, scutatrice di persone e di occhi umani, nello sguardo vedo il dentro di ogni uomo. Credo nelle favole, nei libri, anche se li leggo non riesco mai a finirli. E credo nell'amore, ma l'amore che cos'è? Cerco nelle tasche quel qualcosa che non c'è, e amo navigare e cerco in quel che sono, cerco un po' di pace dentro me. Tiro una pietra in mare per vedere dove va, se ne verso il fondo mentre luccica. E tiro una pietra in mare per vedere cosa fa, tra poco sulla sabbia appoggerà.
Brava Tania Vinciguerra. Ritorniamo al calcio con Tonino Butera, questo suo impegno nella FIGC. Dicevamo la grande attenzione della federazione per i vivai, per le primavere, insomma, per quello che poi dovrebbe essere il nostro futuro calcistico, che Tonino, insomma, anche in questo periodo è un pochettino preoccupante, no? Sì, purtroppo lo sappiamo tutti, il calcio agrigentino è in grosso declino, l'abbiamo visto con l'Akragas che è retrocessa e l'hanno azzerata di punti, quindi vuol dire che qualcosa non funziona, qualcosa non va. Anche se devo dire, e dobbiamo dare merito anche al settore giovanile dell'Akragas, che bene o male è riuscito a fare qualcosa con il prodotto locale. È sul prodotto locale che assolutamente ogni società deve lavorare, perché come abbiamo ben visto si parla di social card ai supermercati, quindi è chiaro che non ci sono grosse risorse disponibili per il calcio e si deve partire dal basso, dalla base con i ragazzi, si deve lavorare bene per poi creare dei vivai, come ben hai detto tu. Su questo la nostra delegazione sta lavorando tantissimo, come idee e come tutto, perché Stefano Valenti è una fucina ieri abbiamo fatto riunione in federazione con tutti gli altri componenti, che colgo l'occasione per salutare. Praticamente si è parlato che stiamo chiudendo una stagione lunghissima, perché noi iniziamo come stagione il 1° luglio e la chiudiamo quasi il 30 di giugno. Gli appuntamenti sono stati tantissimi, soprattutto in questi ultimi giorni, quelli sul settore giovanile. Le manifestazioni sono tante, quella che state vedendo per ora è una manifestazione fan football che si è fatta ai Campetti Bellavia sabato scorso. Come vedete c'era un fiume di bambini, ragazzi, questi erano piccolissimi, sono i ragazzi delle categorie primi calci e pulcini, poi più avanti ci sono gli esordienti impegnati in altri tornei e in altre cose. Domenica chiuderemo il campionato dei giovanissimi provinciali, ci sarà la finale tra il Città di Tribera e Ravanusa, quindi diciamo una provincia tutta coinvolta. L'Empedoclina che si è aggiudicato il titolo allievi, e questo è importantissimo per la città di Porto Empedocle, che non sta vivendo, diciamo, grossissime situazioni come prime squadre. A seguire ci sarà come manifestazione conclusiva, chiuderemo, diciamo, la stagione agonistica con il premio, il 4° premio Fair Play che abbiamo organizzato al Dioscuri Bay Palace a San Leone, in cui saranno premiate tutte le società, gli atleti che hanno partecipato, diciamo, a questa stagione agonistica, le società benemerite o quelle del Fair Play, che sono le società che si sono comportate bene durante l'anno, perché è un nostro compito anche quello di inculcare nella mentalità di questi ragazzi che il calcio è ancora un gioco, che il calcio è ancora un gioco, e questo è fondamentale. E noi cerchiamo in qualsiasi modo, anche andando a trovare le società quando succede qualcosino, perché c'è sempre l'arbitro che poi abbiamo fatto anche, diciamo, gruppo con la sezione aerea di Agrigento del presidente Gero Drago e di tutto l'entourage, di cercare di avere una collaborazione. Siamo molto presenti sui campi, anche perché quando le società vedono il delegato che è presente sui campi, questa è una prerogativa che ci ha dato. Però Tonino, scusa, vado un po' sul personale, tu hai dovuto fare un cambiamento interno, no? Sì, cioè sì. Da tifoso a giornalista a dirigente, insomma sono tre aspetti che si scontrano. Infatti dico, con Stefano Valenti ci siamo conosciuti quando io ero dirigente dell'Aragona Calcio, abbiamo vinto il campionato, siamo andati per la prima volta nella storia in eccellenza. Lo devi raccontare anche come Stefano giornalista. Valenti. Quindi poi, diciamo, il primo anno per me è stato un po' traumatico, perché adesso devo assumere una posizione, e l'ho assunta chiaramente anche con gli anni, perché dico, una cosa è stare in panchina con una società di calcio, una cosa è andare in panchina, per esempio, perché io ero un dirigente accompagnatore della rappresentativa allievi al torneo Brucato, e quando con Angelo Caramanno, che tu ben conosci, sì, che è vice delegato provinciale, mi veniva l'istinto l'anno scorso, non quest'anno, l'anno scorso mi veniva l'istinto: arbitro, che fai? No, Tonino, non devi parlare, perché guarda che ora hai cambiato devi cambiare atteggiamento.
perché io ancora Ti ha migliorato, ero allora, sulla... ti ha migliorato? Assolutamente sì, credo sì. Non parliamo quando eri tifoso. La allora, maturazione, la maturazione avviene con il tempo e come parlavamo ieri in riunione, Stefano Lendi nel suo discorso ha detto: io sono passato da calciatore ad allenatore, ora sono qua, quindi ho visto tutto, però devo dire che avendo acquisito esperienza sui campi e su tutto, viene molto più facile andare ad organizzare ed andare a capire anche le esigenze, perché noi siamo molto vicini alle società. L'altra domenica eravamo... C'è differenza tra società che magari partecipa al campionato e semplice scuola di calcio che fa, diciamo così, ecco, soltanto... Io invito sempre le scuole di calcio a partecipare ai campionati, perché gli si dà praticamente ai ragazzi l'opportunità di confrontarsi, perché fare scuola calcio... della competizione, ecco. Scusa se faccio questa critica, sì. Mi scuso con no, qualche amico, assolutamente. Qualche amico mio, io gliel'ho sempre detto in faccia: non fare campionati e mettere i ragazzi a confronto non serve a niente, cioè, perché la scuola calcio, poi se tu fai una scuola calcio perché gli fai capire che con il kit del Milan, con il kit del Perugia, con il kit devono partecipare ai campionati, devono confrontarsi, perché si parte dal dilettantismo e non tutti chiaramente arriveranno in Serie A, i ragazzi debbono fare tanti sacrifici, ma è chiaro che i sacrifici possono essere anche ripagati, e la questione educativa in un campo di calcio è un deterrente importantissimo che io cerco di spiegare ad Aragona o con qualche altro amministratore, che lo sport non va abbandonato, perché avere 100 bambini o ragazzi al campo e non vederli nei bar o a fumare o a bere birra, certo, perché questo sta succedendo. Su questo, prima di chiudere questa parentesi, avrai anche altro modo di parlare. Per dare spazio agli altri, prima che lo dimentico, voglio ricordare un amico nostro che è andato via da meno di un mese, che è Pietro Delfino, che stava collaborando pure con la delegazione di Agrigento, era con me dirigente. Piero ci ha lasciati improvvisamente ed era un signore, e tu lo sai, un signore dentro e fuori il campo, che stava, diciamo, per i giovani, stava lavorando bene a Raffadali e anche stava dando una grossa mano d'aiuto alla nostra delegazione. Ci fa piacere che lo hai ricordato, poi ti darò ancora qualche altro secondo per parlare un po' più approfonditamente del torneo Brucato, va bene? Ritorniamo alle resette, dicevo di questa sicuramente presenza del territorio, ma di questa valorizzazione dei prodotti del territorio. Praticamente andate a comprare direttamente in campagna? Andiamo a selezionare sicuramente, ma anche perché ritengo che realtà come la nostra debbano ricominciare a fare veramente il loro mestiere. In realtà noi siamo quelli che un tempo erano le botteghe, diventate un po' più grandi, no? Lei dice botteghe, noi diciamo putia, vabbè, però è quella, insomma, è sempre quella. Ma il bello è che io conosco la lingua ma non la so parlare, la intendo ma non la so parlare. E credo che questo sia il vero valore aggiunto di chi oggi fa distribuzione, ma questo non vale soltanto per l'alimentare, che è sicuramente l'elemento di punta di realtà come le nostre, ma per tutto quello che riguarda anche la cura delle persone. Voi pensate che noi ci laviamo tutti i giorni, utilizziamo dei prodotti e la chimica può essere una buona chimica o una cattiva chimica. Quindi l'elemento di selezione di chi invece poi andrà a distribuire, non solo dal punto di vista alimentare, ecco, assolutamente diventa in questo momento determinante e diventa un'arma vincente, anche perché da indagini di mercato fatte qualche anno fa, l'elemento di qualità è comunque un elemento, una proposta che non conosce la crisi, può crescere meno ma sicuramente non perde, quindi riappropriarsi di questa caratteristica di chi distribuisce ritengo che sia forse l'elemento determinante per dare ancora un senso a questa realtà, ma soprattutto dare un respiro anche economico, perché continuando così ci rimettono tutti, ma ci rimettono le aziende, ci rimette il consumatore, ci rimettiamo una quantità di posti di lavoro non trascurabile, e ritengo che oggi non solo questo territorio, ma tutto il nostro paese non si possa permettere cose di questo genere. Bene, prima della fine della puntata le darò ancora qualche altro secondo per riaccennare a 300 Social, che credo che sia insomma un qualcosa che farà molta presa sul nostro territorio. Fabrizio Raso, allora hai consultato gli oracoli, hai guardato nelle viscere gli oracoli. Diciamo che praticamente c'è in atto questa cosa da parte dell'ATI. Sì, ma io il tuo pensiero voglio sapere. Il mio pensiero, io penso che finirà bene,
Finirà bene, perché praticamente è ineludibile che si arrivi a una conclusione di ripubblicizzazione. Mi sembra che Girgendiaco Campione ha detto vabbè, io posso vendere, cioè posso cedere, datemi quello che mi spetta. Ma il problema non è questo, il problema è vedere se spetta o non spetta. Ecco. Poi c'è anche un'altra cosa, essendo praticamente commissariato il sistema della depurazione, c'è un commissario straordinario alla depurazione che è il professore Rolle. Praticamente tutto sotto sequestro. Quasi no, tutto sotto allora il sequestro da parte dell'autorità giudiziaria su alcuni depuratori che sono stati assegnati alla regione per, diciamo, la supervisione è un discorso. La realizzazione di nuovi impianti di depurazione o l'adeguamento di quelli vecchi, che è a cura praticamente del commissario straordinario dello Stato, che è il professore Rolle, e che a partire da settembre-ottobre ci saranno i bandi di gara per la realizzazione di queste opere, dove sarà a cura proprio del commissario dello Stato, non più del gestore. Ma uscendo Girgendiaco entra un'altra, oppure ogni comune farà no, per i fatti suoi? Allora, ci sarà secondo la legge regionale che era stata approvata nel 2015, la 19, c'era la possibilità che alcuni dei comuni si potessero praticamente riunire in mini ambiti. Tipo le SRR per mini ambiti, 2-3 comuni. Sì, ecco. Con la sentenza della Corte Costituzionale, che ha cassato alcuni articoli della legge regionale, ha bocciato i mini ambiti. Ci può essere solo un unico ambito sul territorio provinciale. Di conseguenza la gestione dovrà essere unica su tutto il territorio provinciale. Diciamo che la strada per percorrere la gestione pubblica è quella di costituire una società consortile sullo stile di ABC Napoli, che gestisca tutto quello che è il sistema idrico integrato in provincia di Agrigento. Ho capito. Sì, no, credo che la strada sarà un po' lunga, però speriamo di arrivare, soprattutto per dare al cittadino un ottimo servizio a un prezzo equo. Abbiamo conosciuto Angelo Campanella come docente, ma abbiamo detto che è anche scrittore, altrimenti insomma quei libri lì che ci stanno a fare, cosa si portano a fare? No? Come dicono io quelli... ho conosciuto Campanella 2014, credo, nel premio Buttitta. Sì. C'era un gabbiano che volava, cos'era? No. Ecco qua. Ecco. Non è per fare pubblicità, no, ma Gerlando è fatto apposta, no, se lo tieni proprio fermo così, sì. Lui riuscirà a prenderlo. Sì. Come Gabbiani sull'acqua, Lampedusa tra due mondi. Allora, questo è un romanzo che io ho scritto a Lampedusa, perché ho lavorato per 2 anni a Lampedusa e così per puro caso in uno di questi 2 anni è successa la immane tragedia che ormai è diventata anche rappresentativa delle varie situazioni che si vanno determinando nel tempo, cioè quella tragedia del 3 ottobre. E quindi in un certo senso la scrittura di questo libro è venuta fuori in maniera naturale, quindi non è un argomento che io sono andato a cercare, ma mi trovavo lì e quello che ho sentito proprio l'esigenza di trasferire queste emozioni forti all'interno di un testo. Però non vorrei essere frainteso, perché questa frase, inserire le emozioni forti eccetera, sembra un molto slogan pubblicitario. In realtà Lampedusa è molto diverso, l'ambiente di Lampedusa, il territorio è molto diverso dal nostro, perché Lampedusa è un'isola piccolissima che nel suo lato più lungo è di circa 15 chilometri, per cui è chiaro che 350 morti in un territorio di 15 km per 4 fanno un effetto molto diverso rispetto a quello che possono fare guardando il notiziario da Agrigento o da Milano o da Roma. Diciamo che io poi mi sono confrontato con alcuni psicologi i quali mi hanno spiegato che la sensazione che io e gli altri che eravamo sul territorio di Lampedusa dopo quell'evento abbiamo provato è paragonabile a ciò che sentono ciò che si prova durante una guerra o durante una catastrofe come un terremoto, per cui improvvisamente nei propri ambienti, a casa propria,
si vedono centinaia, migliaia, chiaramente in proporzione, di morti. E allora voi avete tutti presente l'immagine di dell'hangar del vecchio aeroporto con le bare allineate. Io vi dico che chi era lì a un certo momento sentiva anche l'odore. È una frase forse un po' forte da dire, ma è la verità. Per cui è chiaro che ogni discorso di carattere politico, organizzativo, di opportunità, eccetera, cade di fronte a una percezione che invece ha a che fare soltanto l'umano e la considerazione del fatto che l'altro, prima ancora di essere eritreo o di qualunque posto provenga, è intanto un uomo che si avvicina, che muore, che vive alla cui età. Questo tuo libro, un romanzo, hai proprio raccontato questo? Sì, in realtà io ho raccontato esattamente ciò che i lampedusani hanno provato, come hanno reagito al 3 ottobre. E infatti il romanzo proprio è ambientato nei giorni attorno al 3 ottobre e non è un romanzo in cui si dice le cose belle, ma è un romanzo in cui si parla anche del razzismo e in cui senza mezzi termini si dicono anche le frasi forti che a volte sembrano messe lì ad hoc, ma in realtà sono frasi che io ho sentito realmente. L'altro libro invece? L'altro invece è tutt'altro e forse mi rappresenta molto di più, perché questo invece è un saggio accademico che è il risultato di 15 anni di ricerche nel campo della linguistica. Il nucleo originario di questa ricerca, adesso vi dico molto brevemente di cosa si tratta, è iniziato quando io nel 2000-2001 ho scritto la mia tesi di laurea, che era una tesi sperimentale di linguistica italiana sul tema della toponomastica. Lo dico per chi ascolta: la toponomastica è lo studio dei nomi sia delle vie, delle piazze, ma soprattutto, che è poi l'oggetto del mio lavoro, delle contrade. Perché è importante studiare il nome delle contrade? Perché i nomi delle contrade non cambiano facilmente, sono molto, si dice, conservativi. Conservativi significa che nel tempo permangono nella loro forma originaria, per cui se noi studiamo i toponimi delle nostre contrade, dei nostri paesi, possiamo osservare tutte le stratificazioni linguistiche, che di fatto sono stratificazioni di popolazioni che si sono avvicendate nel nostro territorio in secoli e secoli di storia. Qualche esempio emblematico? Ma esempi ce ne sono tantissimi, naturalmente esatto. Io ho studiato a partire dal mio comune di residenza, che è Racalmuto, e poi anche quelli attorno, però diciamo, per fare un discorso più semplice, il toponimo per esempio Agrigento, che ha subito una serie di variazioni nel tempo, quindi da Kragas, che è il toponimo come sapete greco, successivamente poi Girgenti, Agrigentum eccetera, lo studio di queste variazioni può dare luogo allo studio, diciamo, di ciò che accade nel tempo. Oppure altri toponimi che sono, per esempio, lei è di Favara, quindi sì, il toponimo Favara è un toponimo arabo che ha a che fare con l'acqua, con la sorgiva, con la sorgente, per cui Favara significa sorgente, significa che quel luogo è nato laddove c'era dell'acqua. Però ci sono toponimi anche molto più interessanti, per esempio nel mio comune di Racalmuto c'è un toponimo che si chiama UD e che non è cartografato. Ecco l'importanza della ricerca sul campo, perché i toponimi sono quelli cartografati, cioè che sono già stati registrati sulle carte, ma ci sono anche toponimi che per varie ragioni non sono state cartografate, ma permangono nella tradizione orale. Significa che se noi parliamo con le persone che abitano lì in quella contrada, loro dicono sì, qua si chiama contrada UD, però sulla carta non spunta. E allora è chiaro che in questi casi emerge proprio l'importanza dello studio del toponimo, perché se io so che quella contrada si chiama UD, che richiama chiaramente la presenza di una piccola comunità ebraica, ma io non ho carte, documenti dai quali emerga la presenza della comunità ebraica, allora quello per me sarà un segnale, perché dico, se io faccio uno scavo, faccio una ricerca più approfondita in quella zona dove c'è quel toponimo, forse
troverò qualcosa. E di fatto in quella zona lì, per esempio, abbiamo una piccola necropoli e facendo altri scavi, a mio parere, si possono trovare anche altre cose. Quindi diciamo che la toponomastica, che può sembrare una cosa molto arida a chi è al di fuori, in realtà apre degli spiragli che consentono di fare discorsi trasversali che possono essere di storia, di archeologia e poi anche più latamente di curiosità. Io, se mi è consentito, perché io parlo sempre ai ragazzi, in realtà, anche quando parlo con gli adulti, e poi per me la televisione dico perfetto, così posso parlare a più ragazzi, no? Perché idealmente ho davanti a me gli studenti. Io dico sempre, noi oggi, così lo leghiamo anche al tema del razzismo, pensiamo sempre, no, dobbiamo mantenere la nostra tradizione, che è una cosa importantissima. La tradizione siciliana, la cultura siciliana è una cultura composita, non è una cultura monolitica, perché la nostra cultura deriva proprio dall'avvicendarsi delle varie culture. E poi quindi il siciliano che cos'è? Quindi il dialetto è anche la cultura siciliana, non è qualcosa che esiste in partenza e che poi si scontra con le varie dominazioni, ma è il risultato dell'accumularsi di queste stratificazioni. E studiare la toponomastica, ma in generale il dialetto siciliano, è importante. Io dico sempre ai ragazzi, diffidate da chi vi vieta di parlare il dialetto siciliano, perché il dialetto siciliano ha almeno 6 lingue dentro. Il francese, lo spagnolo, l'arabo, il greco, il latino, ma che meraviglia! Come si fa a dire non parlare il dialetto siciliano? Devi approfondirlo. No. Bravo. Bene, avevo promesso a Tonino due parole per il torneo Brucato. Sì, il torneo Brucato è una interessantissima iniziativa a livello regionale che mette a confronto tutte le province della Sicilia, in più il Comitato Provinciale di Barcellona Pozzo di Gotto. Quest'anno Agrigento è stata all'apice della vittoria, perché con la categoria allievi ha vinto per la prima volta nella storia il titolo del torneo Brucato, cioè è diventato campione regionale siciliano. Questo significa che lo sport ad Agrigento sta crescendo, che le società stanno lavorando bene. Io ne approfitto per ringraziare tutti i ragazzi che hanno partecipato, diciamo, a questa rappresentativa, ne approfitto per ringraziare il tecnico Lillo Giardina e Sossia Ruta, il dottore Curella, che facevano parte dello staff, e chiaramente tutta la delegazione che ci ha messo nelle condizioni di poter lavorare. Invito sempre tutte le società per il futuro, perché i ragazzi crescono ogni anno. Il 2002 poi non sarà più, il prossimo anno sarà l'ultimo anno, poi il giovanissimo, quindi è una ruota che gira. Le società ad impegnarsi sempre, a mandare i ragazzi e non sottovalutare mai, perché la rappresentativa di una delegazione come la nostra di Agrigento rappresenta la nazionale della nostra provincia, quindi mette in evidenza, tanto è vero, per fare un esempio ed è giusto dirlo, 5 dei nostri ragazzi sono stati convocati per la rappresentativa regionale che è andata a fare il torneo in Abruzzo e ha avuto dei buoni risultati, è arrivata quasi in finale, quindi questo dà merito alle società, ai ragazzi e anche al piccolo lavoro che facciamo noi come volontariato, voglio ripeterlo, quindi non siamo spesati, però lo facciamo per passione, ci mettiamo del nostro e quindi, noi vi diciamo bravi e quindi il calcio dilettantistico deve essere questo, deve essere assolutamente questo. Ancora qualche secondo per l'R7 e la sua 300 social. Sì, più che spendere altre parole volevo dire una cosa, volevo invitare questa volta, ovviamente i nostri clienti a sostenerci, perché sostenere R7 in questo momento significa sostenere veramente anche chi ha più bisogno, in senso lato. Anche perché oggi i pensionati rappresentano anche uno degli ammortizzatori sociali di questo paese, perché spesso sono quelli che tengono, diciamo, foraggiano un po' i giovani nelle loro cose. 2, io auspico che altre realtà approccino questi temi per cercare di fare qualcosa di più, ovviamente, sul territorio. Quindi R7 magari è soltanto l'apripista. Mi piacerebbe e veramente credo che sia possibile invece anche per altre realtà approcciare questo tema e trovare sistemi per agevolare un po' di più chi in questo siamo praticamente arrivati alla fine.
Adesso passeremo ai saluti, per chi non lo sa, lo ribadisco, a Target non si saluta grazie di avermi ospitato, arrivederci eccetera eccetera, no, dovete farlo in maniera un po' particolare, un po' diversa, non lo so, con una citazione, con una frase, con un buon proposito, insomma, con un qualcosa che caratterizzi anche il vostro essere qui, il vostro lavoro e il vostro impegno. E a proposito di impegno, Tania, hai già in programma qualcosa per quest'estate, per il tuo futuro, insomma? Sì, ho tantissime... Scusa un attimo se ti interrompo, sì. Se la regia credo che potrebbe inviare un po' in sottofondo un po' del video della canzone di Tania, così l'abbiamo accennato che il suo pezzo è anche un video e magari così se non metto in difficoltà Piero lo possiamo anche farlo vedere. Prego Tania. Sì, diciamo ci saranno avrò tantissimi impegni, però non posso svelare nulla al momento. Ecco, abbiamo trovato un po' del tuo video. Sì, esattamente, è stato girato a Punta Bianca. Sì. Bellissimo. Bellissima location. Sì. Il video chi l'aveva realizzato, Tania? È stato realizzato da mio padre insieme a Gianni Contino. Belli scenari, sì. Un paesaggio eccezionale. Bene, grazie Piero per aver trovato il video. E a proposito, insomma, il microfono, iniziamo proprio da te. Sì. Ti ringrazio della presenza e della partecipazione. Tania Vinciguerra, cantante, tanti auguri. Il tuo saluto, Tania. Io vorrei dire soltanto che non dobbiamo pensare, non dobbiamo in qualche modo, non mi vengono le parole, però vorrei dire che intanto non dobbiamo... Futuro, insomma, bisogna crearcelo. Sì, no? perfetto, sì, e non... Credere ai nostri sogni. Sì, quello sempre. E magari si possono anche realizzare? Speriamo. Grazie a Tania Vinciguerra. Grazie della presenza e della partecipazione a Tonino Butera, collega giornalista e componente Grazie a voi, ogni tanto della ci rivediamo, Agrigento. ci rivediamo in questi studi e fa molto piacere. Oltre a ringraziarti, il saluto classico per l'invito, un caro saluto voglio mandarlo alla mia famiglia, a mia moglie soprattutto, che mi sopporta, più che altro mi supporta, mi sopporta devo dire, per tutto quello che ho sempre fatto e quindi mi ha sempre assecondato. E poi doveroso, me l'hanno chiesto i miei colleghi tutti dell'Enel, se no domani mattina non mi fanno entrare, un caloroso saluto anche a loro, sempre in gamba per il lavoro che facciamo. Per esigenze personali del mezzo televisivo? È per il servizio che rendiamo alla comunità. Anche noi facciamo un servizio come distribuzione e cerchiamo di farlo sempre nel migliore dei modi per servire al meglio il nostro cliente. Grazie a Intercopa e a Fabrizio Raso. Io saluto i telespettatori che ci seguono, è sempre un piacere venire negli studi di TVA e spero praticamente di venire quando avremo di nuovo la gestione dell'acqua pubblica. È un augurio che faccio ai telespettatori ed è un augurio che mi faccio. Grazie Angelo Campanella, docente e scrittore. Io ringrazio voi e vi lascio vorrei lasciare il pubblico con una piccola riflessione sulla bellezza della nostra terra e del nostro dialetto, e quindi mi auguro che i telespettatori questo fine settimana facciano una bella passeggiata ad Agrigento dialogando tra di loro in dialetto. Grazie a Antonio Maurizio Gaetani e ai supermercati R7. Grazie a voi, e anche io una piccola riflessione su quello che sono i percorsi stranissimi della vita. Non posso dire di essere siciliano, ma io casualmente sono nato qui, veramente per pura casualità. Ho fatto tanti percorsi, alla fine sono tornato qui insieme ad un'azienda siciliana a cercare di promuovere ancora di più quello che è la realtà siciliana, non solo su questo territorio, speriamo anche in tutta Italia. Bene, grazie della vostra presenza e partecipazione e soprattutto grazie al nostro gentile pubblico che anche questa volta ha avuto la bontà di seguirci. Buona serata a tutti.